In Via Cilea nascerà un poliambulatorio, una serie di ambulatori per i bisognosi e soprattutto un centro, un ricovero con tanti letti, Assessore Camboni. Sì, è una progettualità in stato avanzato, quindi nasceranno le cosiddette stazioni di posta, che sono tutta una serie di strutture e di servizi che serviranno a quella fascia di popolazione molto fragile di avere dei ristori temporanei e soprattutto usufruire di servizi sanitari che possano in un certo qual modo risolvere delle problematiche temporanee. Ci saranno decine di posti a disposizione Sì, sì, ovviamente. sì, sì, chiaramente è una progettualità dell'ambito Plus, quindi aperta a tutti i comuni insomma, che compongono il Plus appunto, però chiaramente la casistica ci parla comunque di Quarto come città che ha un'esigenza e un'emergenza sicuramente superiore rispetto agli altri centri. Ecco, c'è qualche dato legato alla povertà, ai bisogni estremi. Beh, sì, sì, noi è un qualcosa che viviamo quotidianamente nei nostri uffici e cerchiamo in tutti i modi di contrastare, di cercare comunque di trovare una soluzione, anche perché si tratta di casi sicuramente dove ha bisogno di intervento immediato, perché la persona che vive per strada deve stare il meno possibile, quindi insomma, abbiamo anche dei collegamenti con altri centri, con la Caritas, altre strutture presenti nel territorio, in modo tale da cercare comunque di valorizzare un po' tutti gli attori che cercano in un certo qual modo di contrastare al meglio questo fenomeno. Abbiamo anche la messa del viandante, stiamo creando tutta una serie di servizi e di servizi di rete che possano comunque soddisfare questa problematica. Da progetto i lavori dovrebbero iniziare entro l'anno. Sì, 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 anche perché c'è il finanziamento, c'è tutto un disbrigo di pratiche burocratiche, insomma, è la burocrazia che un po' esula dall'impegno e dalla tempistica degli uffici comunali. Quindi nel momento in cui noi avremo un po' tutte le carte, potremo procedere, insomma, e spero in breve tempo di poter comunque inaugurare insieme a tutta la giunta, al mio sindaco, questa importante struttura.